Ben ritrovati a Edicola Friuli. Oggi andremo a Basiliano, io e Tiziano Campigotto partiremo a breve, ma prima sfogliamo insieme il numero del settimanale Il Friuli in edicola quest'oggi. Partiamo dall'inchiesta che ha travolto il mondo degli appalti in regione, ma non soltanto. Sono diverse le procure che indagano. Tutto è partito dalla procura di Gorizia e il nostro titolo appunto è Terremoto sugli appalti, perché nell'operazione Grande Tagliamento, coordinata appunto dalla procura di Gorizia e portata a termine dalla finanza del Friuli Venezia Giulia, ha messo sotto indagine 100 persone e 150 cantieri del valore di oltre 1 miliardo di euro. All'interno del settimanale di questo numero del settimanale abbiamo anche un focus sull'ospedale di Udine malato di auto. Cosa vuol dire? Beh, insomma, stalli presi d'assalto nelle ore di visita, parcheggi selvaggi un po' ovunque che poi finiscono per esasperare i residenti. Qui a Pordenone è emergenza sicurezza degli istituti scolastici perché servono 16 milioni di euro, però a disposizione ce ne sono meno della metà. Allora andiamo a vedere insieme che cosa ha scritto Alessandro Di Giusto, che si è occupato di questa corposa inchiesta. Sono 4 le pagine dedicate a questo scossone che ha interessato il sistema degli appalti, con tantissimi indagati, un'operazione che si è allargata anche ad altre regioni d'Italia e il generale Giuseppe Bottillo, comandante della Guardia di Finanza del Friuli Venezia Giulia, che ha svolto le indagini ed effettuato i sequestri e le perquisizioni, parla di metastasi. All'interno naturalmente dell'articolo dell'inchiesta viene un po' dipanato la matassa e diciamo sviscerate un po' quelle che sono gli elementi per ora emersi e noti sulla vicenda. Abbiamo anche naturalmente focus sulle reazioni della politica, l'inchiesta in cifre e chi è coinvolto. Nelle 2 pagine successive si parla di appalti col trucco. Secondo gli investigatori, infatti, le aziende, oltre ad accordarsi prima per far assegnare i lavori, spesso usavano materiali scadenti che presto o tardi richiedevano nuovi interventi. Ed ecco qui i lavori nel mirino. Abbiamo una mappa che interessa naturalmente la nostra regione ma anche il vicino Veneto, e quindi ecco quali sono poi i punti cruciali, i lavori che rientrano all'interno dell'inchiesta, e poi i reati, i fatti contestati e i lavori in corso Italia, da dove è partito tutto, e le reazioni chiaramente del mondo dell'economia. Proseguiamo nella lettura del nostro settimanale Ospedale malato di automobili. Beh, insomma, questo è un problema che si ripercuote su tutti, ma anche sui residenti, diciamo, intorno all'area del Santa Maria della Misericordia a Udine, perché negli orari di visite e prelievi sono sempre occupati gli stalli a pagamento e i residenti della zona non ne possono proprio più. E qui si parla di scuole, ma ci trasferiamo nel Friuli occidentale, in particolare nel Pordenonese, dove sono 16 milioni di euro quelli necessari per rimettere in sicurezza gli istituti. In questi giorni ci sono stati dei guasti che hanno interessato il sistema di riscaldamento. I ragazzi sono anche scesi in sciopero, però sono diverse le emergenze che riguardano proprio gli istituti di Pordenone, dell'ex provincia di Pordenone. Abbiamo sentito Gaiarini che dice: a disposizione soltanto 7 milioni di euro dalla regione, mi aspetterei qualcosa di più. E poi qui abbiamo seguito e seguiremo ovviamente le prossime fasi, che sono quelle dell'accensione. Abbiamo dedicato un piccolo pezzo anche all'albero di Natale che è stato appunto tagliato nel Pordenonese. Dal Pordenonese arriva a Piazza San Pietro per illuminare il Natale del Vaticano. E ora cultura, Capodanno a Est, come in camper. Erika Barbiani pubblica per Einaudi il nuovo romanzo, un viaggio tragicomico nei Balcani durante le vacanze natalizie da parte di un gruppo eterogeneo che non troverà quello che cercava, soprattutto i luoghi comuni. E la scrittrice cividalese e anche produttrice cinematografica col marchio Videomante, sul suo mezzo a 4 ruote, fotografata, e poi il libro che racconta questo viaggio nell'ex Jugoslavia. Per
affermazione mi è rimasto il gusto da etnografo nel metro. In provincia, nel piccolo, si trovano storie folli e uniche. Insomma, un consiglio di lettura sicuramente da non perdere. Per quanto riguarda invece gli spettacoli, Suns, il diritto di essere diversi, Udine, capitale delle lingue minoritarie, ancora una volta, la quarta edizione di Suns Europe, dal 29 ottobre, Udine, capitale delle lingue minoritarie, con la quarta edizione di Suns Europe, dal 29 novembre al 2 dicembre, una vetrina delle nuove creatività nel vecchio continente senza folklore. Ed ecco qui appunto anche un purpurì di quelli che sono gli ospiti attesi. Adesso andiamo a far visita al nostro edicolante a Basiliano e a chiacchierare con voi commentando le inchieste di questa settimana. Andiamo! Eccoci arrivati a Basiliano, accanto a me Ognibene Fabrizio, che è il titolare gestore di questo bar edicola che vediamo già splendidamente addobbato anche per Natale, quindi con un tocco, un calore aggiunto in più. Quest'anno sì, in effetti ci siamo portati piuttosto avanti rispetto ai tempi, anche perché abbiamo una nuova collaboratrice che è molto fantasiosa e lavora di queste cose, per cui ci ha dato una buona mano e mi sembra che i risultati, senza peccare, no? Mi sembra che ci siano, insomma. Certo. Allora, questa bar ed edicola insieme è diversi anni che c'è qui a Basiliano, da quando? Diciamo che i miei sono arrivati nel lontano 59 e dopodiché si è un attimino evoluta la cosa nel tempo, nel senso che poi sono arrivati i centri commerciali e abbiamo dovuto riciclarci con il bar. Per cui abbiamo avuto la fortuna e stiamo andando avanti, insomma. Un'ultima domanda che però riguarda l'inchiesta che abbiamo pubblicato questa settimana. Ne avrà sentito parlare, si parla di appalti, insomma il Friuli virtuoso, viene un po' scalfita questa immagine. Ma io direi che purtroppo penso nessuno sia più esente da questo discorso, purtroppo. Bisogna prendere atto che anche da noi purtroppo c'è questo sistema, no? Per cui speriamo che comunque sia una cosa ridotta nel piccolo. Quello che mi dispiace è questo, che questo qui, l'immagine del Friuli ne viene fuori un po' così messa in discussione. Noi che abbiamo avuto in particolar modo con la ricostruzione dopo il terremoto un'immagine, diciamo un biglietto da visita che possiamo esibirlo in tutto il mondo per la chiarezza, la trasparenza, la velocità della ricostruzione, e questo mi dispiace perché il Friuli non ha bisogno di questo e credo che ne verrà fuori, io spero, abbastanza pulito da tutte queste situazioni qui, insomma. Quest'anno l'albero che illuminerà il Natale in Vaticano è un albero che viene dal Friuli occidentale, da Pordenone, però insomma è un orgoglio per la regione intera perché è la prima volta che una serie di alberi, non solo quello di Piazza San Pietro ma anche altri, andranno ad adornare insomma le abitazioni dei due papi, Francesco e Benedetto, e naturalmente anche altre zone. Cosa ne pensa? Io penso che è un orgoglio per tutti noi friulani, e visto anche il problema che abbiamo avuto, e sono stati eccezionali ed hanno lavorato come matti, io dico che finalmente il Friuli si fa notare, sì, soprattutto per queste cose qui, lo è sempre stato, anche il terremoto insomma ci ha fatto vedere i friulani come sono fatti, di che pasta sono fatti. Sono orgogliosa di essere friulana. Facevo i complimenti per queste vetrine molto belle e ci hanno svelato chi è l'autrice. Daniela, buongiorno. Buongiorno, sì, quest'anno ho avuto il piacere di addobbare le vetrine e è una grande mia passione, lo faccio più che volentieri perché dà luce, dà gioia, e poi con qualche addobbo in più ci si cala nell'atmosfera di Natale. Allora, di questa mattinata a Basiliano ci è piaciuto molto che il Natale sembra già arrivato, e direi che insomma il vostro negozio è addobbato per le feste. È arrivato il Natale anche qui da noi e abbiamo preparato appunto le vetrine di Natale, gli addobbi. È stato un lavoro di gruppo e ci è voluto, diciamo,
diverso tempo, ma insomma siamo molto contenti del risultato finale e soprattutto di condividerlo insieme a tutti quanti, che sia un qualcosa di bello per tutti, per noi ma anche per i nostri clienti. Allora, abbiamo parlato molto di Natale e nel prossimo numero in edicola del Friuli ci sarà un inserto interamente dedicato agli eventi, ma non solo, anche alle idee regalo. E allora, avendo accanto a me un'esperta diciamo nell'ambito della gioielleria e oreficeria, che cos'è un regalo che non passa mai di moda? Ma diciamo che le proposte sono tantissime e noi siamo qua appunto per cercare di consigliarvi al meglio. Un gioiello, un anello, un bracciale, una collana, ma anche un orologio, sono tutti regali che poi restano nel tempo, sono significativi e hanno anche un valore affettivo al di là di tutto, ecco, e quindi sicuramente sono dei regali apprezzatissimi. Vi salutiamo qui da Basiliano, dove siamo già in clima natalizio, quindi possiamo anche approfittarne magari per fare gli auguri. Facciamo Certamente, tanti auguri a tutti quelli che ci stanno guardando e anche a voi che siete stati gentilissimi come sempre. Vi ringrazio. È un piacere per noi venire a trovarvi e naturalmente insomma in bocca al lupo e auguri per tutto. E lanciamo anche un altro appello agli edicolanti: se volete che Edicola Friuli venga a trovarvi potete scrivermi all'indirizzo marta.rizzi@ilfriuli.it o contattare la redazione di Telefriuli e poi ci metteremo d'accordo. Edicola Friuli naturalmente torna venerdì prossimo e saremo a Udine nel quartiere di San Paolo. L'augurio a tutti di un buon fine settimana e buone letture con il Friuli. Ciao!